RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Berna, buon venerdì 5 luglio, benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con l'agricoltura. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, anche il numero per mandarci gli SMS che è il 346 64 277 56. E come ogni venerdì in collegamento telefonico con noi abbiamo Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura. Ciao Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori della radio. Allora Lorenzo, hai sentito la nostra ormai diventata storica sigletta, giusto? Non faccio commenti, non faccio commenti. Benissimo. Allora, sono contento che hai postato sulla tua pagina Facebook il nostro consueto appuntamento del venerdì, dove hai annunciato anche i temi di cui parleremo tra pochissimo. Hai messo una tua foto profilo con uno sguardo accattivante, direi, giusto? O no? Sì, vabbè, ma devo dire la verità, non sono molto social, io sono molto agricolo pesca, quindi purtroppo non sono la dannazione, certo, la dannazione del nostro ufficio stampa, perché sono veramente poco social. Ecco. E quindi però è una trasmissione che sta crescendo bene. Sì. Parliamo di tematiche molto importanti come quelle che tratteremo oggi, e quindi insomma è giusto sponsorizzarlo e far sapere alla gente che ci siamo. Ecco, senti Lorenzo, qual è la prima cosa più bella che hai fatto all'inizio di questa mattinata? Dove sei innanzitutto, se ce lo puoi dire, dove sei? Allora, io sono rientrato in tarda serata ieri da Roma e oggi è una bella giornata perché è una giornata abbastanza impegnativa, vari incontri, incontro la FIOPS, che è un'associazione di pescatori sportivi, anche per, diciamo, cercare di trovare, tu non lo sai Antonio, ma fra pesca sportiva e pesca professionale molte volte ci sono dei problemi, quindi io sto cercando anche un po' di creare questo clima distensivo fra questi due mondi che secondo me devono andare a pari passo e rispettarsi a vicenda. Benissimo. E poi una bella giornata, ti dico, perché come Lega oggi daremo una mano alla Croce Verde qua alla Spezia, dove c'è la Sagra della Tigella, che è questa focaccetta. In più faremo le mie acciughe, quindi ho tutta una giornata molto impegnativa nel tardo pomeriggio, dopo tutta la serie di impegni dovrò mettermi a pulire acciughe, a fileggere acciughe, perché in palio, insomma, con ricavato si comprerà un'ambulanza, quindi insomma benissimo, per queste cose dobbiamo esserci sempre tutti. Ecco, quindi tu il venerdì sabato ritorni sul tuo territorio e ti dedichi, insomma, quando me lo permettono, perché io sai che noi siamo insomma sulla scuola Salvini, sulla scuola Matteo, sulla scuola del capitano. Noi giriamo non si ferma mai, dove c'è bisogno di noi. Prossimamente saremo in Basilicata, dove c'è stata una grandine insomma importante nel scorso mese, quindi insomma abbiamo avuto dei danni all'agricoltura elevati. Poi andremo a Ponza dalla marineria che ha bisogno di noi, ma che è un incontro da ormai troppo tempo, quindi insomma una serie di impegni che ci portano in Calabria dove c'è una marineria importantissima, Bagnara Calabra, insomma posti dove sono nate alcune tipologie di pesca e che stanno soffrendo veramente tanto in questo momento, quindi insomma sempre in giro. Allora, oggi oltre che di pesca, di cui tra pochissimo andremo a parleremo di svariati argomenti, di un frutto estivo. Abbiamo scelto un altro frutto estivo di cui non anticipiamo ai nostri radioascoltatori di cosa si tratta, però ti dico dico a tutti che è di colore rosso. Poi parleremo anche di carne, però iniziamo insomma a parlare di pesca anche iniziamo da un post che tu hai pubblicato sulla tua pagina Facebook. Hai scritto: un moto peschereccio ne salva un altro in avaria e lo traina per 3 lunghi giorni fino a Mazzara del Vallo, che era l'unico porto accessibile a causa delle condizioni meteo. Risultato: 6.000 euro di multa e l'apertura di un'inchiesta penale. Tu scrivi: ma vi pare
normale, non è accettabile che mentre ai pirati della Sea-Watch la magistratura non convalida l'arresto. Ci puoi raccontare di che cosa è successo? Ma sì, questo è un fatto che è successo Quando? circa un anno fa. E cosa è successo? Un pescatore, ritrovandosi in avaria, che non ha avuto la fortuna, le comunità di pescatori, soprattutto quelli che fanno la pesca a strascico, quelli che fanno soprattutto la pesca a strascico nel canale di Sicilia, quindi parliamo di pescherecci che sono lontano, stanno settimane in mare e di solito vanno proprio per questo spirito di solidarietà reciproca che c'è fra i pescatori, vanno di solito sempre, non vanno mai isolati. Quindi quando si è trovato in avaria, questo pescatore ha si sono allungati a fare questa imbarcazione in un cavo d'acciaio e l'hanno rimorchiato nel porto di appartenenza, tra parentesi con un mare che nelle condizioni meteo che sono peggiorate diciamo in maniera repentina, quindi non si poteva aspettare il rimorchiatore che avrebbe comunque insomma avuto un costo esorbitante per il mondo della pesca, ma comunque insomma c'è stato questo traino nel porto, tra parentesi, dove l'avaria poteva essere riparata in maniera veloce nel porto di appartenenza. Ecco, per tutta risposta, ma perché le regole sono fatte così, certo. Purtroppo magari anche sbagliate. I due comandanti si sono presi a vicenda per l'imbarcazione 6.000 euro di verbale e in più hanno una denuncia penale. Ecco, il discorso è questo: a questi pescatori è stato fatto un tipo di verbale, sono stati fatti rispettare le regole, però si fanno solo rispettare ai pescatori, agli agricoltori, a chi produce in Italia, insomma, su chi si può fare un po' di pressione, ecco, su queste categorie che insomma non sono andate sicuramente alla ribalta mediatica. La Sea-Watch si permette di entrare in acque territoriali italiane con un divieto col divieto dell'Italia, si permette di entrare in un porto, si permette di scegliere un porto, perché vedi Antonio, certo, come dico da uomo di mare, io da uomo di mare lo dico sempre, soccorro tutti e aiuto tutti, non ho problemi, però come comandante non ho la discrezionalità di dire dove devo andare, in che porto devo andare. Anch'io da comandante di peschereccio, quando rientro in un porto che non è quello mio di appartenenza, comunico alla catena di porto dove devo entrare. Se mi prendo un verbale, io ho l'AIS o faccio la comunicazione di entrata e di uscita, semmai prendo un verbale. Ecco, certo. Perché le leggi vengono fatte rispettare, soprattutto, ma non me la prendo in questo caso, non vado a criminalizzare il di porto, ma quella devo dire la verità, è la magistratura che non ha fatto rispettare le leggi che sono state promulgate dallo Stato italiano, da un governo soprattutto legittimamente eletto dal popolo italiano. Ecco. Lorenzo, benissimo. Senti, volevo poi, tra pochissimo faremo sentire proprio il question time del ministro Centinaio di mercoledì scorso, se non mi sbaglio, no? Mercoledì è stata una giornata alla ribalta, è andato il question time di Libero Uguali, però anche il nostro collega, il mio collega Iezzi, insomma, ha dato del filo da torcere, è stato molto importante. C'era la presenza del ministro Salvini, del vice premier, il nostro capitano, devo dire la verità, con una folta rappresentanza di parlamentari, tutti eravamo in aula per sostenerlo, ed è stato un momento, diciamo, con una tensione molto, molto elevata. Certo. Non ha bisogno di essere difeso il nostro vice premier, perché è stato un leone in aula e ha dimostrato come la politica che sta facendo la Lega in questo momento sia una politica giusta, una politica sacrosanta, in cui tendiamo sempre a dire questo: grazie alla politica della Lega, alla politica del vice premier Matteo Salvini, evitiamo che tante persone, te lo dico di nuovo da uomo di mare, è anacronistico pensare che queste persone, è veramente sconcertante, più che anacronistico, perdonami, pensare che queste persone si possano mettere in mare, cioè noi dobbiamo evitare proprio che si mettano in mare. Noi non possiamo far sì che questi vengano invogliati dal fatto che ci siano queste ONG che poi abbiano anche magari qualche secondo fine o qualche contatto anche in più con vari commercianti di vite umane, trafficanti di vite umane, che poi diventano trafficanti di droga, trafficanti di armi, perché poi tutti i soldi che vengono presi col traffico di esseri umani poi vengono reinvestiti nella droga e nelle armi. Ecco, questa joint venture fra ONG
e trafficanti di esseri umani andava interrotta, e c'è voluto un uomo come Matteo Salvini per farlo. Benissimo, allora io farei ascoltare i nostri radioascoltatori e poi commentiamo il question time del ministro Centinaio, che ha parlato di accordo col Giappone, di CETA, poi anche di Mercosur, che poi tu ci spiegherai cos'è. Allora sentiamo questo piccolo audio che dura 3 minuti e qualcosa, e poi lo commentiamo insieme. Prego. Agricole, alimentari, forestali, del turismo. Centinaio ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Per sapere cosa pensa il ministro Centinaio basta leggere i giornali e lo capisce benissimo, però caro collega, sono qui in aula per risponderle ufficialmente qual è la posizione del ministro Centinaio. Per quanto riguarda l'accordo col Giappone, noi abbiamo fatto un plauso all'accordo col Giappone, perché l'accordo col Giappone tutela i marchi, in particolar modo i marchi italiani. Mi spiace contraddirla ricordandole che il CETA, noi siamo contrari al CETA, ma proprio per questo motivo, perché a differenza dell'accordo col Giappone, il CETA non tutela i marchi. In Canada il Parmesan viene riconosciuto e non viene tutelato il parmigiano o il prosciutto crudo di Parma. Per quanto riguarda il Mercosur, caro collega, ritengo opportuno premettere che lo scorso 28 giugno il Presidente della Commissione europea, Juncker, e i leader del Mercosur hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa politica di massima sull'accordo di libero scambio. All'indomani dell'annuncio sono stati resi noti alcuni dettagli dell'accordo che per la parte agricola sono assolutamente insoddisfacenti. Dalle informazioni in nostro possesso, purtroppo ancora parziali, non sarebbero infatti stati tutelati gli interessi degli agricoltori in genere, non solo quelli italiani, ma anche di quelli europei, sia sul lato difensivo che su quello offensivo. Se le concessioni fossero confermate, si tratterebbe di un accordo molto sbilanciato a danno dell'intera agricoltura europea, che sarebbe chiamata a pagarne il conto. L'Unione ha ceduto sulle importazioni di carne bovina e suina, sul pollame, sul riso e sullo zucchero, e al contempo non ha saputo tutelare le proprie produzioni agroalimentari con forte propensione all'export. Non abbiamo l'intenzione di impedire gli accordi commerciali internazionali, ma siamo contrari a quelli che non tutelano le nostre produzioni, che seguono standard e percorsi di qualità ben diversi da quelli degli altri paesi extra UE. Peraltro siamo anche molto perplessi sulla parte che riguarda i possibili vantaggi offensivi per le nostre esportazioni di olio d'oliva, pasta e formaggi, sui quali continueremo a chiedere le più ampie garanzie, compreso il totale riconoscimento, quello che dicevo prima sul CETA, dei nostri prodotti DOP e IGP. Vigileremo da subito, perché va bene aprire i mercati, ma servono innanzitutto regole comuni, certe e rispettate da tutti. Anche se non siamo ancora in possesso del testo complessivo dell'accordo, necessario per effettuare una doverosa e ancor più accurata analisi dell'impatto, posso tranquillamente ribadire che come Ministro dell'Agricoltura non sono assolutamente soddisfatto, e questo malcontento sarà fortemente rappresentato e fatto valere in tutte le sedi. Le dico, caro collega, che non è solamente il ministro Centinaio che non è soddisfatto, ma ci sono una serie di paesi europei che ci hanno già contattati chiedendo di fare lobby sana, comune, per difendere gli agricoltori europei. Se lei è a favore del Mercosur, lo vada a dire alle associazioni di Ministro Centinaio, senza indicare. Allora Lorenzo, insomma, abbiamo sentito. Dimmi. Essere orgogliosi ti fa essere orgoglioso di fare il pescatore e di fare l'agricoltore, un ministro del genere. Un ministro che vuol difendere dagli altri paesi, dalle importazioni da altri paesi, la sua Italia, i suoi produttori, ma soprattutto che dice una cosa ben precisa, che i trattati internazionali, che i trattati di libero scambio vanno benissimo, sono perfetti, ma devono essere fatti per agevolare i nostri agricoltori, i nostri pescatori. Purtroppo, fino adesso, penso anche un po' furbescamente, l'agricoltura e la pesca, tutte le importazioni, tutto quello che mi va a mettere in difficoltà il nostro mercato agricolo, sono passati dietro ad altri interessi, magari interessi dell'industria, altri interessi che non riguardano. E quindi siamo stati sistematicamente invasi da prodotti esteri. Sul Mercosur, che cos'è poi questo Mercosur? Ecco. Allora, il Mercosur praticamente è il trattato di libero scambio che c'è in Sud America, fra i paesi del Sud America. Quindi c'è proprio questi paesi del Mercosur che riguarda
del Sud America. Ecco, la UE cerca sta portando a termine questo trattato internazionale con i paesi del Mercosur, quindi con i paesi del Sud America, dove praticamente sul tema agricolo si vanno a togliere quasi il 99% dei dati, cioè l'81% vengono proprio eliminati, mentre si va a avere un trattamento preferenziale per il restante 17%. Pensa che parliamo di un mondo, quello della produzione in Sud America, dove addirittura abbiamo 150 prodotti agrofarmaci, chiamiamoli anche col nome più usualmente utilizzato, pesticidi, che non vengono consentiti dalla legislazione comunitaria, perché noi abbiamo una legislazione molto più attenta ai temi della salute, ai temi soprattutto della salute, ma non solo, sui temi anche dei lavoratori, perché comunque in Sud America è risaputo comunque che si tratta la manodopera agricola molto peggio, quindi è inutile far parentesi che andiamo a farci tanti, come io in Commissione Agricoltura lo sto affrontando adesso, sacrosanto, la lotta contro il caporalato, che è una cosa schifosa il caporalato, però poi accettiamo questo ultra caporalato che arriva dai paesi dove la manodopera viene sovrasfruttata, quindi è tutta concorrenza sleale a chi? Ai nostri produttori, ai nostri agricoltori che lavorano utilizzando degli agrofarmaci, pesticidi naturalmente che avranno meno effetto perché sono sostanze che non sono dannose come quelle che vengono utilizzate in altri paesi, ma soprattutto il gap sulla manodopera. Certo. Questo è il quadro. Senza contare, e ti dirò di più, e così ci colleghiamo poi al tema che andremo a affrontare della carne, tutta la carne che arriva, ricordiamoci che Argentina, Brasile sono i maggiori produttori di carne, maggiori produttori di pollami, maggiori produttori anche di tanti agrumi, quindi limoni, arance. Ecco, parlando di carne, pensa allo scandalo che c'è stato qualche anno fa sulla carne brasiliana, che era carne che era marcia e arrivava nelle tavole europee edulcorata con delle sostanze per ovviare ai vari odori che aveva e comunque renderla appetibile, ma era carne che era in cattivo stato di conservazione. È stato uno scandalo che ha coinvolto paesi come il Brasile, paesi come l'Argentina. Ecco, non possiamo permetterci. Ultima cosa, fitopatie, organismi esotici che arrivano nel nostro paese grazie alle importazioni agricole, quindi quando si vanno a accettare certi tipi di trattati il tema agricolo è fondamentale, perché è fondamentale anche soprattutto per le nostre produzioni, ma anche per i nostri ecosistemi. Ecco, allora abbiamo detto che parliamo di carne, abbiamo in collegamento telefonico con noi, ci sta seguendo da molto, abbiamo il signor Giampaolo Maloberti di Rivergaro Valtrebbia in provincia di Piacenza, consigliere comunale della Lega Salvini Premier di Rivergaro e presidente del consorzio La Carne che ci piace. Buongiorno signor Giampaolo. Ecco, è caduta la linea, Roberto adesso dalla regia. Adesso Roberto l'abbiamo fatto aspettare troppo. L'abbiamo fatto aspettare troppo, infatti adesso mi sa che abbiamo ripristinato. Buongiorno signor Giampaolo. Buongiorno, scusi l'attesa, l'abbiamo presentata prima, non so se ha sentito. Allora. No, perché sono in una riunione abbastanza importante che riguarda il discorso dell'acqua per irrigare in Valtrebbia. Ecco, benissimo. Allora, lei è il presidente del consorzio La Carne che ci piace, no? La carne che piace, ecco. Che piace. Allora, ci racconti un po' di cosa si occupa appunto questo consorzio, prego. Il consorzio La Carne che piace è un consorzio di promozione territoriale, nato nel 2014 e che ha come scopo di mettere in atto tutte quelle situazioni per valorizzare la carne di bovino e di suino della provincia di Piacenza. Non entriamo direttamente nella commercializzazione, facciamo da tramite, però abbiamo ottenuto dei risultati molto buoni in quanto tanta gente lo dice, noi siamo riusciti a farlo, praticamente arriviamo all'esclusione della grande distribuzione organizzata, cioè noi tramite i nostri contatti riusciamo a portare nelle macellerie il prodotto finale e la gente di Piacenza lo sta apprezzando. Ecco, benissimo. Allora, signor Giampaolo, anche Lorenzo, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra pochissimo.
Padania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi come sempre Lorenzo Viviani, deputato della Lega, e poi abbiamo anche il signor Giampaolo Maloberti, presidente del consorzio La Carne che Piace. Allora Lorenzo, cosa volevi chiedere tu al signor Giampaolo? Sì, dopo lo stacchetto musicale, chiedevo a Giampaolo, ecco, Giampaolo quando ci siamo conosciuti mi ha girato un sacco di foto degli allevamenti, delle sue carni, insomma del suo lavoro, quindi già da lì trasmette il fatto che è uno che è appassionato ed è fiero di quello che porta avanti. Ecco, dice cosa vuol dire allevare in Italia, allevare nella tua zona, che valore aggiunto ha per il consumatore? Pronto? Sì, sì. E noi ce ne siamo resi conto che la gente alla fine siamo riusciti a farglielo capire, perché come dicevo precedentemente abbiamo avuto dei grossi risultati, cioè le signore, le massaie, comunque il consumatore sta tornando nella piccola macelleria di paese avendo capito che lì trova la nostra carne che oltre ad avere delle qualità eccezionali è sicuramente sicura, perché noi ad esempio abbiamo aumentato i tempi di sospensione dei farmaci del 20%, noi obblighiamo i nostri allevatori negli ultimi 6 mesi di vita degli animali a somministrare almeno 6 etti al giorno di semi di lino e ciò determina un aumento di omega 3 a scarso del colesterolo cattivo, quindi tutta una serie di parametri che rende la nostra carne oltre che buona anche salubre. Certo. Senta signor Giampaolo, poi ci sono anche ristoranti, agriturismi, no? Sì, perché noi abbiamo gli allevatori associati, sì, che fanno le convenzioni oltre che con le macellerie anche con i ristoranti, e nei molti ristoranti di Piacenza oggi si trova il logo del consorzio La Carne che Piace e il consumatore riesce a capire che tipo di carne sta degustando. Ecco, benissimo. Che eventi ci sono in programma in questi giorni? Oggi, in questi giorni, abbiamo in programma un evento a Perino e voglio aprire una parentesi. Mi rende molto orgoglioso l'attività del consorzio perché all'80% circa è stata stabilita nel territorio collinoso e montano della provincia di Piacenza. Quindi si fa tanto parlare di manteniamo la gente su, creiamo le condizioni che la gente resta in collina, in montagna, in modo che si prevengono gli effetti calamitosi, le frane e tutto il resto. Io come consorzio La Carne che Piace ci sono riuscito perché l'80% dei nostri allevatori è situato in montagna e abbiamo anche parecchie macellerie in collina e in montagna. Benissimo. Volevo fare un piccolo inciso, tra l'altro io sono anche consigliere comunale per l'ho detto prima perché era caduta la linea. Lorenzo, perfetto. Non so se vuoi fare un'ultima domanda. No, a parte che il valore aggiunto, la nostra montagna vive grazie ai nostri agricoltori, ai nostri allevatori che la mantengono pulita e certi scorci meravigliosi che ci lasciano, insomma questi prati meravigliosi tenuti tipo posso raccontare sembrano quasi finti, sono grazie a chi ci lavora, a chi la mantiene. Io so che Giampaolo voleva dire qualcosa perché comunque essendo allevatore è passato anche dal discorso delle quote latte, quindi voleva fare un inciso su questa situazione. Sì, le quote latte purtroppo sono un brutto capitolo della storia della zootecnia italiana. Nell'ultimo mese sono uscite 3 sentenze, una della Procura della Repubblica di Roma, una della Corte di Strasburgo e una del TAR del Lazio, che dimostrano che era stato messo in piedi un sistema malavitoso che alla fine ha creato danni a tutti, ha creato danni a chi ha comprato le quote, ha comprato danni a chi ha splafonato, ha creato danni a tutti. E penso che un certo tipo di politica che ha sempre fatto finta che il problema non ci fosse, forse dovrebbe assumersene le responsabilità. Benissimo. Assolutamente, io devo dire la verità, in questo abbiamo anche il tuo amico Antonio, il mio collega, adesso sindaco di Genola, Flavio Gastaldi, per dire la verità, un ragazzo che si è impegnato fin da subito nella sua attività parlamentare, lo faceva prima quando era un semplice ragazzo piemontese e andava negli allevamenti, lo sta facendo adesso con la sua attività parlamentare, sta cercando di risolvere questa annosa situazione delle quote latte che purtroppo è una maledizione che ci stiamo portando
dietro da decenni e decenni. Grazie mille Giampaolo, grazie. Ci risentiamo prossimamente. Grazie mille. Allora, carissimo Lorenzo. Abbiamo perso Giampaolo. Sì, l'abbiamo perso per strada, praticamente. Allora, Lorenzo, adesso parliamo di questo frutto, diciamo di inizio estate, un frutto che comunque è dura ed è rosso. Tu puoi immaginare cosa sia o no? Ah, io l'ho già capito, anche, insomma, io no. Anche nei messaggini di WhatsApp c'è questo frutto. Ho letto che anche questo frutto ha anche un santo protettore, no? Addirittura, no? Che è San Gerardo dei Tintori, che si trova nella città di Monza, nell'omonima chiesa, e si festeggia addirittura il 6 giugno. L'albero, questo è il frutto di un albero che si chiama Prunus avium, ma non hai ancora capito nulla. Quanto studia questo, sì, ragazzi, leggo parecchio. Praticamente si parla della ciliegia. Allora, oggi parliamo della ciliegia e abbiamo invitato, anche grazie a te, il presidente della cooperativa La Mora e rappresentante del mercato cerasicolo di Cazzano di Tramigna, in provincia di Verona, e abbiamo con noi Gilberto Castagnini. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno Gilberto. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ci parli un po' della ciliegia, no? Di questo frutto. La ciliegia non è un frutto semplice come tanti altri. Anche è difficile perché ogni anno fa la sua stagione, fa la sua storia. Che vuol dire che alcuni... prego. Praticamente non è continuativo sulla produzione, non è regolare tutti gli anni, c'è sempre alti e bassi. Nell'arco di 10 anni, se facciamo un grafico, ci sono molti alti e bassi. Certo. E tutti gli anni ha la sua storia. E anche quest'anno siamo partiti con le prime ciliegie ai primi di maggio qui a Cazzano di Tramigna, che ha fatto un mese di pioggia e di tutto di più, e quindi ha devastato praticamente. Ha devastato specialmente le precoci e le medie come varietà. Sì. Comunque adesso sulle tardive ci siamo un po' rifatti. Ha fatto in tutto il mese di giugno bel tempo, quindi ci siamo rifatti con questo mese. Comunque il 50% della stagione è andata, ma non sono mancate le ciliegie, perché le ciliegie entra da tutte le parti, non solo dalle parti europee, anche extraeuropea, con i soliti trucchetti che all'italiana si è capaci di farli e riescono a fare. Comunque tutto sommato, insomma, abbiamo salvato mezza stagione. Comunque la ciliegia è sempre un frutto che ha il suo piacere, il suo tiro, nel senso di dire, di mercato. E quindi fino a quanto dura, no, la raccolta? Adesso la raccolta stanno raccogliendo adesso sulle zone alte collinari, penso che per altri 15 giorni si possano trovare ancora ciliegie nel Veronese. Poi ci spostiamo, dobbiamo andare in alto, in Trentino Alto Adige, che allora là arrivano fino a fine luglio, i primi di agosto. Certo, ma da che cosa dipende il colore rosso, no, della ciliegia? Perché alcune ciliegie sono più rosse, altre anche un po' more. Sì. La varietà prima di tutto, la varietà, che le varietà ce ne sono una miriade e comunque vengono selezionate per varietà, nel senso di dire che delle varietà quest'anno non si sono espresse e magari l'anno scorso invece avevano espresso tutta le sue caratteristiche, eccetera. Noi abbiamo come varietà la Mora di Cazzano, che è dolcissima, è una buona ciliegia, però anche quest'anno ha dovuto combattere con la pioggia, logicamente. Comunque la parte rossa della ciliegia va anche delle varietà che sono rosse e delle varietà che vengono nere, di colore proprio cariche, ma comunque sempre distinta per varietà. Certo. Lorenzo. Sì, no, io a parte che mi collego a quello che ha detto il nostro ospite, e naturalmente il nostro leitmotiv, il discorso col discorso legato alle importazioni, anche perché poi quanto è importante avere un prodotto italiano dove si utilizza in una certa misura gli agrofarmaci, dove vengono rispettati i tempi di carenza, su un frutto
su un alimento che comunque non viene sbucciato, che viene mangiato direttamente così. Quindi è importante, è importantissimo questo messaggio che lo mandiamo ai nostri ascoltatori. Sì che va lavato e viene lavato più volte, però quanto è importante avere un prodotto italiano che sappiamo che comunque è garantita la genuinità di questo prodotto. Ecco, una domanda che faccio dal nostro ospite è questo. Nelle scorse puntate abbiamo parlato della cimice e comunque di altri insetti esotici che sono arrivati nel nostro paese e hanno messo in difficoltà le nostre produzioni. Per quanto riguarda la ciliegia, ha avuto dei problemi su questo? La cimice asiatica relativamente, diciamo, sulla ciliegia, che ha avuto un impatto forte, è la Drosophila Suzuki, che praticamente è un moscerino che devasta le ciliegie. E comunque si fa dei trattamenti, si cerca sempre di trovare il momento giusto. È stato liberato dalla regione l'antagonista che sembrava che dovesse fare strage di Suzuki, ma penso che abbia più sete che fame questo insetto. Comunque non vediamo sti grossi risultati come se erano stati fatti con l'antagonista sulla vespa cinese riguardo il castagno. Comunque problemi di fitofarmaci eccetera. Noi altri in Italia penso che siamo più restrittivi di tutta la comunità europea. Certo. Addirittura anche sui giorni di carenza, perché lo stesso principio attivo ha lo stesso dosaggio in Spagna e lo stesso principio attivo, lo stesso dosaggio in Italia. In Spagna ha 4 giorni di carenza, in Italia ne ha 7. E la stessa identica cosa, il Ministero della Salute spagnolo è un po' più, diciamo manica larga, non so cosa dire, però le ciliegie spagnole qua inItalia ne mangiamo. Ci sono, signor Castellini, delle fiere, degli eventi, delle iniziative? Le fiere ci sono sempre, come c'è il Monza la prima domenica di giugno, anche a Cazzano di Tramigna la prima domenica di giugno facciamo la festa delle ciliegie. E che fate? Infatti specialmente dalle parti di Milano, quelle settimane lì abbiamo molti clienti che vengono a comprare ciliegie perché hanno la fiera delle ciliegie e logicamente noi abbiamo la mora matura e penso che sia quella più importante, diciamo che va consumata quel periodo lì, diciamo la prima domenica di giugno. Benissimo, allora noi la ringraziamo per essere stato qui con noi, buon weekend e buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Allora, sempre parlando di ciliegie, caro Lorenzo, vorrei sapere come proprio si coltivano, no? Le famose ciliegie. Voliamo, il nostro termine dall'inizio di questa trasmissione, a Villanova sull'Arda, Villeneuve, non so come si dica in dialetto piacentino, che è un comune italiano di 1709 abitanti, per la precisione, della provincia di Piacenza, o meglio della Bassa Piacentina. Il paese è conosciuto, leggo proprio qui su internet, per la produzione di ciliegie, no? E con noi al telefono abbiamo, te lo dico subito, il signor Alberto Concari o Concori? Concari. Concari, ecco. Concari. Perché ho provato 2 volte, l'ha perso. Concari, della società agricola Concari. Allora, signor Alberto, ci può raccontare un po' come si coltivano le ciliegie proprio dall'inizio? Allora, anzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, nella nostra zona è una zona, come detto, storica per le ciliegie. Abbiamo ancora delle piante, diciamo, storiche, di metodo di coltivazione molto tradizionali. Parliamo di piante alte 5-6 metri, una volta erano molto più alte. Oggi invece abbiamo abbassato e c'è ancora qualche storico coltivatore che raccoglie ancora questi tipi di piante. Nella mia azienda invece si fa un tipo di coltivazione, diciamo, ultramoderna. Le piante, abbiamo fatto degli sesti di impianto fitti o fittissimi. Parliamo di impianti fitti che andiamo sulle 3.000-3.500 alberi per ettaro fino ai 13.000 negli impianti super fitti. Raggiungiamo delle altezze massime di
3,50 m. Sì. Raccogliamo l'80% da stare a terra camminando e la restante parte con delle piattaforme normali, diciamo dei carri raccolta. Sì. Abbiamo mantenuto alcune varietà tradizionali, abbiamo aggiunto delle varietà nuove, alcune della nuova Università di Bologna. Quali sono queste varietà nuove? Allora, le varietà nuove dell'Università di Bologna, parliamo di tutta la linea Sweet, quindi Sweet Ariana, le dico in ordine di raccolta, sì. Sweet Lawrence, Sweet Gabriel, Sweet Valina, Sweet Saretta, Sweet Stephanie. Poi abbiamo altre due varietà che sono Grey Star e Marisa. Sono varietà assolutamente italiane al 100% dell'Università di Bologna, come ho detto prima, del professor Stefano Lugli, varietà che sono un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Certo. Poi abbiamo altre varietà che abbiamo importato da paesi stranieri, piantandole nei nostri terreni, alcune si sono dimostrate molto valide, alcune invece spostandole, cambiandole il clima, il terreno, hanno avuto dei riscontri meno favorevoli e quindi per esempio nella mia azienda faccio una grande selezione varietale che appunto è quella di provo mediante dei campi che io chiamo sperimentali a portare dall'estero nuove varietà, nuovi alberi, e quando entrano in produzione seleziono quali di queste varietà posso portare avanti e portare sotto il mio frutteto, sì, oppure quelle che invece vanno tralasciate. Inoltre, in particolare, il mio frutteto che noi abbiamo fatto un impianto di irrigazione e di copertura con i teli. La copertura è stato una cosa vantaggiosissima perché noi sappiamo che quando piove, quando c'è maltempo, se i duroni, i ciliegi, i duroni si bagnano, questi si crepano oppure si guastano, diciamo. Alcuni sono visibili e li scartiamo al momento della raccolta, altre volte invece può darsi che finiscano nella cassetta e questo poi è un grave danno per il consumatore perché si ritrova dei frutti bacati, diciamo, nel corso del tempo. Mentre invece nella mia azienda, avendo predisposto questo impianto con i teli, i frutti non si bagnano mai, rimangono perfettamente integri e il consumatore li mangia tutti al 100%. Ecco, come prego. No, questa è stata, volevo appunto concludere, la grande innovazione ultima che abbiamo applicato nella mia azienda agricola. Ecco, come si svolge proprio la sua giornata e quanti dipendenti ha la sua azienda? Allora, non è mai una costante fissa degli anni il numero di dipendenti, perché alle ciliegie un anno possono avere un prodotto di più, un anno un po' di meno. Mediamente diciamo che andiamo sulle 15-20 unità tra persone che raccolgono e persone che selezionano, perché noi la calibratura delle ciliegie voglio che sia effettuata ancora a mano in una macchina, perché mi piace di più e soprattutto trovo un miglior riscontro da parte della clientela. La mia azienda oggi vanta circa 6,5 ettari di ciliegie e le vendo per il 90% quasi tutte in azienda mediante privati che vengono da diverse parti d'Italia, qualcuno anche dall'estero, e parecchie consegne andiamo anche all'estero a fare. Sì. Lorenzo, vuoi fare tu, vuoi aggiungere qualcosa? Mi piace questa, mi piace molto anche perché ora tanto saluto Alberto su questo discorso. Ciao. Mi fa molto piacere che tu riesca a vendere addirittura con la vendita diretta in azienda a dei privati, e ti rilancio anche la cosa perché ne parlavo proprio qualche giorno fa. Nella legge di bilancio abbiamo approvato di quest'anno un provvedimento molto importante che riguarda proprio la vendita diretta, quindi dà la possibilità delle aziende come la tua, delle aziende agricole, di fare rete con altre aziende, di vendere quindi dei prodotti che possono essere diversi anche dalla propria azienda, quindi fare uno spazio aziendale che venda le ciliegie e magari venda un prodotto sempre naturalmente del territorio, un prodotto della tua zona. Comunque è bello rivedere l'agricoltore che vende e ha la sua clientela, quindi parliamo di prodotti di estrema qualità. Ecco, ti faccio una domanda invece io.
Per quanto riguarda la varietà che mi hai detto, ecco, il fatto di scegliere una varietà del genere dipende solamente per il gusto, per il sapore che ha come ciliegia, insomma, sono più belle o anche hanno delle caratteristiche che possono essere la resistenza verso alcune fitopatie o resistenza a qualche insetto o a qualche parassita? Allora, nel mondo esistono qualche centinaio di varietà di ciliegio. La selezione che abbiamo fatto noi, chiaramente queste varietà esistono anche perché c'è una scalarità nella produzione. Ovviamente io cerco di tenere la campagna il più lungo possibile, parliamo di 50-60 giorni di raccolta al massimo. È chiaro che ogni 3-4 giorni si rinnovano le varietà, proprio perché maturano in maniera scalare. Questa è una condizione imposta dalla varietà. È importante avere tante varietà per cercare di avere una campagna lunga. È chiaro che in ogni singolo periodo maturano diverse varietà. Ora, il mio lavoro grande e costoso anche è stato quello di andare a selezionare quelle 2-3 varietà migliori per le varie epoche. Le migliori io intendo da un punto di vista organolettico. Allora, abbiamo parlato prima, ed è stato un intervento molto bello quello che avete fatto, di dire che il governo ha approvato il discorso della vendita diretta. È molto bello e molto importante, però c'è un grande problema. Io sono in una zona di produzione molto risicata, sono vicino a 3 città e quindi questo discorso a casa mia funziona bene. Se noi parliamo di grandi centri di produzione funziona meno bene. Facciamo un esempio: se noi andiamo a Vignola, non possono i vignolesi mangiarsi loro tutte le ciliegie che producono, hanno necessità di mandarle anche in altre zone, altre vie di commercio, non solo quella privata. E questo di va a condizionare, perché quando mettiamo in mezzo degli intermediari vediamo il prezzo scendere. Un grande problema che io sto portando avanti, perché io mi pubblicizzo anche sui quotidiani locali, pubblicizzo il mio lavoro e il mio prodotto. Allora, una cosa che ci tengo sempre a sottolineare è un grande riconoscimento che va dato all'agricoltura italiana, perché noi con innumerevoli immensi sforzi riusciamo ad avere delle produzioni di duroni fatti con dei prodotti che costano tantissimo per cercare di non, diciamo così, avvelenare troppo. È un qualcosa che ci viene imposto dal nostro ministero, è qualcosa che viene ritoccato dalle varie regioni, per non dire province. E questa è una cosa molto importante, molto bella, che va data come merito ai produttori italiani in generale. Purtroppo il nostro governo, anzi soprattutto quelli passati, non ci hanno mai aiutato, perché non hanno mai detto non lasciamo che entrare la roba dall'estero, o perlomeno facciamola entrare, ma se fatta con i nostri disciplinari. Dall'estero noi abbiamo determinati paesi dell'Europa, adesso io non so se qui è il caso di citare i nomi, non mi sembra, ci sono dei paesi che producono utilizzando dei prodotti fitofarmaci, parliamo, che da noi sono vietati da oltre 20 anni. Questi paesi li utilizzano e poi mandano il loro prodotto a casa nostra. Come a dire, io vado al ristorante a mangiare, ordino una macedonia e non so con che tipo di prodotto mi viene data. Il ristoratore può decidere di darmi un prodotto una macedonia fatta con un prodotto spagnolo, dove hanno utilizzato dei pesticidi che sono veramente tossici o pericolosi, roba che noi non utilizziamo. Noi spendiamo 4 volte tanto per utilizzare dei prodotti sani, per arrivare ad avere un prodotto sano e non fatto con determinate sostanze. Poi ci vediamo questa condizione qua assolutamente ingiusta, e questa sarebbe una battaglia che ora dovremmo portare avanti sicuramente. Ecco. Sono completamente d'accordo. Sono completamente d'accordo con te, Alberto, su questo tema. È un po' il nostro tema che diciamo sempre in questa radio, ma soprattutto bisogna far capire, anche se devo dire purtroppo vedo che anche a livello di trasmissioni radio-televisive questo non viene molto detto, e questo faccio una critica ai vari mezzi di informazione che continuano comunque a discriminare l'agricoltore tradizionale mettendolo sempre alla berlina. Una trasmissione di pochi giorni fa che è andata in onda,
li mette sempre alla berlina. Gli agrofarmaci, mandiamo questo messaggio che è un messaggio per i radioascoltatori importante. Gli agrofarmaci che vengono anche molte volte usati con questo termine pesticidi devono essere utilizzati. A volte gli agricoltori sono obbligati da un disciplinare a utilizzare, devono fare dei trattamenti. Però come devono essere fatti, vengono fatti in Italia, vengono fatti seguendo dei disciplinari, seguendo dei regolamenti, seguendo dei regolamenti che danno del periodo di carenza, questo periodo che si deve insomma aspettare per commercializzare, in cui l'agrofarmaco non si trova più sul frutto, sulla pianta che si va a vendere. Vengono rispettati tutti questi disciplinari, e ricordiamo che abbiamo dei ministeri, oltre al MIPAF, il Ministero della Salute, che è forse il ministero più stringente a livello mondiale, mi viene da dire, oltre che europeo. Quindi insomma si fa di tutto sia per garantire il benessere delle persone, ma anche il benessere del nostro ambiente. Il 99,9% mi viene da dire, i nostri agricoltori sono agricoltori che fanno agricoltura seguendo i disciplinari, dando un rispetto per la salute umana, ma soprattutto dando un rispetto per l'ambiente. E questa è una cosa che noi dobbiamo dire, perché purtroppo abbiamo una concorrenza sfrenata di altri paesi, come dicevamo all'inizio, che questi disciplinari, queste sostanze non sono così stringenti. Ma ne abbiamo prima parlato di Sud America, ma possiamo parlare anche di stati che sono comunque molto più avanti anche dal punto di vista economico, come gli Stati Uniti e il Canada. Anche loro stessi utilizzano delle sostanze, sicuramente il famoso glifosato utilizzato, che noi utilizziamo come erbicida normale in deroga alla Comunità Europea, loro lo utilizzano direttamente sul grano per farlo essiccare. Quindi il concetto di base è quello. Benissimo, allora salutiamo il signor Concari, giusto? Concari Alberto, esatto. Benissimo, Concari Alberto, grazie mille per essere stato qui con noi. Ciao, grazie Alberto. Allora, grazie a voi. Allora, Lorenzo, siamo quasi in chiusura. Volevo chiederti, prossima settimana, cosa c'è in programma in commissione, alla Camera, quali novità ci saranno? Prossima settimana alla Camera non arriva, non penso... ma ti volevo fare una domanda, scusami, ma come va il Montecitorio Beach? Perché ormai sui giornali impazza questa situazione qui. Polemico, volevo solo chiederlo a te. C'è stato questo teatrino che, devo dire la verità, non ho seguito più di tanto perché non mi ha appassionato. È stato un teatrino che è stato iniziato, tu stai dicendo quello sull'abbigliamento femminile, mi stai dicendo, no? È stato un teatrino che ha innescato un parlamentare di Fratelli d'Italia che insomma ha commentato come alcune esponenti, non della Lega, non di Fratelli d'Italia naturalmente, vengano alla Camera scollate o comunque in abiti molto vicini a quelli della spiaggia. Io ti dico la verità, non sono uno di quelli. Io sono passato da fare il biologo d'assalto, pescatore, comandante di un peschereccio, a ritrovarmi prima in consiglio comunale, tutta la trafila politica, e poi in Parlamento. Ero una persona che non aveva messo una cravatta in vita sua, però penso che oltre a fare bene il proprio lavoro, quando si è proprio nell'aula del Parlamento si rappresenti tutti gli italiani, si rappresenti una porzione di elettorato, si rappresenti l'istituzione. E quindi anche una persona come me, capelli lunghi, raccolti, tutto, quando mi ritrovo in preso forse anche dalla sacralità, fammi dire, di quel posto in cui si decide realmente le sorti del nostro paese, ecco, io sono in bolla al 100%, perdonami questa parola, cioè vuol dire che mi troverai giacca, cravatta e tutto perfetto, perché in quel momento lì rappresento gli italiani. È giusto i contenuti, ma è giusto anche l'aspetto delle persone. Quindi io non mi sono buttato in questa diatriba politica, penso che come gli uomini si mettano giacca e cravatta, al Senato cravatta, alla Camera non è obbligatoria, ma comunque obbligatoria la giacca, un vestiario adeguato alla situazione si è richiesto a tutti, donne e uomini. Benissimo. Però guarda, non è un argomento che mi appassiona più di tanto. Rimaniamo sul tema agricolo e della pesca. Allora, Lorenzo, purtroppo siamo in chiusura, stiamo sforando. Io come al solito ti ringrazio. Ci risentiamo con te venerdì alle 10:35. Spero di averti in studio un venerdì. Cerca di esserci qui guarda, prima. Devo venire per forza. Lo dici da un anno. È passato un anno, quindi vabbè, ma sono le promesse, fammelo dire.
Sono un marinaio, sono le promesse da marinaio. Dai, cerca, appunto, dai, cerca di venire, ci sentiamo con te venerdì prossimo. Buon weekend e buon lavoro. Buon weekend a tutti i radioascoltatori, anche Antonio. Grazie mille, ciao, ciao. Il tratto
che stanno appunto susseguendosi, che stanno accadendo. Con noi abbiamo in collegamento telefonico Leonardo Tarantino, deputato della Lega. Ciao Leonardo, buongiorno. Ciao Antonio. Ciao, allora Leonardo, raccontaci un po', qui insomma si susseguono numerose notizie che riguardano l'ONG Mediterranea, insomma Roma smentisce l'intesa con Malta sui profughi della Mediterranea, cosa sta succedendo? Ecco. Sì, c'è ancora una situazione di una nave ONG che ha recuperato, salvato dei migranti e che però sceglie sempre come porto sicuro quello italiano, anche se nelle vicinanze ne ha altre. Proprio appunto questa mattina sembrava che dovessero sbarcare a Malta, era stata diffusa questa notizia e quindi si seguisse finalmente la logica voluta anche da Matteo Salvini, e invece appunto come stai dicendo tu sembra che non sia così. Diciamo che la posizione nostra e del Ministero di Salvini, anche rispetto alle norme che sono state già inserite nel decreto sicurezza bis, che è già legge, vuol dire verrà convertito dalle Camere nelle prossime settimane, ma è già in vigore, prevede questo, quindi anche il divieto dello sbarco per motivi di sicurezza in Italia. Quindi ci batteremo ancora come nelle settimane scorse con la Sea Watch perché questo avvenga. Certo. Senti, carissimo Leonardo, per quanto riguarda la questione Sea Watch, l'avvocato Di Carola ha dichiarato poco fa: ora quereliamo Salvini, ed il ministro ha prontamente risposto sulla sua pagina Facebook ed ha scritto: infrange leggi e attacca navi militari italiane e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, ha scritto il ministro Salvini, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca Bacioni. Che ne pensi anche di questa decisione? Ma allora, credo siamo davvero di fronte a della sfrontatezza, scusate il gioco di parole. È fuori di dubbio che siano state violate delle regole. Il fatto che non si sia proceduto all'arresto della capitana non significa che tutto quello che è avvenuto non sia stato fuori dalla legge. Ci sarà un procedimento, un processo, e lì credo che verranno comunque fatta giustizia. In questo momento appunto le ONG a quanto pare godono di grandi finanziatori, per cui non solo hanno barche che possono vagare per il Mediterraneo e stare appunto in mare 15 giorni in attesa di fare un dispetto a Matteo Salvini o allo Stato italiano, ma evidentemente hanno anche molti soldi da spendere con gli avvocati. Questo dovrebbe aiutarci a dare questa chiave di lettura solo di queste ONG. Ecco, senti Leonardo, per quanto riguarda questa settimana, come si è svolta insomma alla Camera? Ma allora, la Camera questa settimana ha approvato delle mozioni, le commissioni sono impegnate nell'esame del decreto sicurezza bis, appunto, che diventerà legge entro fine luglio, e la nostra Commissione Finanze in particolare sta facendo delle audizioni importanti. Vogliamo semplificare l'IMU, unificare l'IMU, la TASI, introdurre delle novità sempre in senso di semplificazione fiscale per i contribuenti. Quindi i lavori d'aula sono stati dedicati a provvedimenti minori, ecco, nulla di che. Benissimo. Senti Leonardo, ieri c'è stata la visita di Putin a Roma, sono stati siglati degli accordi. I rapporti tra l'Italia e la Russia e tra l'Italia e l'America come sono? Allora, direi buoni, nel senso, in particolare la Lega e Matteo Salvini sono impegnati in avere rapporti privilegiati con queste ex superpotenze che poi in realtà lo sono ancora. Il viaggio in America di Matteo Salvini nelle scorse settimane in questa direzione, e anche la visita di Putin, che poi ieri sera ha avuto questa cena cordiale con il vice premier, quindi con Matteo, fanno appunto il parallelo in questa situazione. Con la Russia purtroppo, lo ricordiamo sempre, pendono queste sanzioni economiche applicate dalla Comunità Europea, che penalizzano fortemente l'Italia e sulla quale l'Italia si batte, e la Lega in particolare, da tempo perché vengano rimosse anche per favorire le nostre aziende. È importante in un momento in cui l'Europa ha questa crisi di identità che l'Italia conservi questi rapporti privilegiati con appunto l'America e la Russia, e questo lo stiamo facendo.
Ecco, Leonardo, poi un'altra domanda volevo farti riguardo sempre la questione migranti. Questa mattina c'è una lettera di Renzi a Repubblica che accusa il PD sui migranti, abbiamo sopravvalutato il problema, e poi c'è una risposta di Calenda che lo attacca e dice: sbagliato attaccare Minniti e Gentiloni, non facciamoci del male. Quindi insomma queste risposte, questi attacchi anche tra di loro, che ne pensi? Sì, il Partito Democratico non manca periodicamente di avere dissidi al proprio interno. Sicuramente sul tema dei migranti hanno avuto politiche contrastanti, diverse e soprattutto che hanno sottovalutato il sentimento popolare. Diciamo che col governo Renzi c'è stata questa apertura incondizionata ai flussi migratori provenienti appunto dal Nord Africa. Ricordiamo che abbiamo avuto anni con quasi 200.000 ingressi col metodo delle ONG e insomma dell'andare a prendere chiunque ovunque sulle spiagge libiche, e poi invece col governo di Gentiloni, sempre PD, però con un altro ministro che è stato appunto Minniti, dove invece è onesto dire che sono stati fatti dei passi avanti. Poi il salto di qualità, come dire, l'ha fatto sicuramente Matteo Salvini, quindi hanno avuto azioni diverse e continuano ad averle, ecco. Quindi il partito non fa una sintesi su una posizione che può essere condivisa o meno da noi, anzi sicuramente non sarà condivisa, ma la vedono diversamente anche al loro interno. Certo. Senti Leonardo, dove sei oggi di bello? Ma oggi sono nel mio comune, a Samarate. Sì. Questa mattina sono col sindaco a vedere alcune cose dopo che abbiamo vinto le elezioni di maggio. Oggi pomeriggio sarò a un convegno a Busto Arsizio. Le aziende del tessile che sono rimaste attive qua in Italia dopo la crisi dei decenni scorsi fanno fatica a trovare tecnici preparati per i macchinari che producono prodotti di nicchia, quindi è un tema che vorremmo affrontare poi col ministro Bussetti, perché serve più formazione appunto per preparare gli addetti a queste aziende. Certo, va bene. Allora, grazie mille Leonardo, buona giornata e buon lavoro. A presto, ci risentiamo. Grazie anche a voi. Grazie mille. Allora, adesso Roberto mi dà l'ok dalla regia. Abbiamo Alberto Gusberoli, amico di RPL, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera. Ciao Alberto, buongiorno. Ciao carissimo, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Grazie mille come al solito per aver accettato il nostro invito. Allora Alberto, questa settimana abbiamo sentito che l'Italia ha evitato la procedura di infrazione dell'Unione Europea, poi è stato anche approvato il decreto salva conti. Tu come hai reagito, appunto, che hai pensato dopo questa decisione? Ma allora, diciamo che è dato sicuramente un grande risultato del governo, perché intanto non abbiamo subito questa procedura di infrazione e non è stato necessario effettuare una manovra di bilancio. È stato fatto un assestamento dei conti. L'assestamento dei conti, io che faccio il sindaco della mia città, da 9 anni lo facciamo praticamente ogni consiglio comunale, cioè ogni consiglio comunale, quella che chiamiamo variazioni di bilancio, sì, è un assestamento, cioè andiamo a vedere valori che sono stati inseriti nel bilancio preventivo all'inizio dell'anno, li confrontiamo con i valori, diciamo, a metà anno o in corso d'anno e ripariamo le previsioni. Questo è stato fatto. Ha generato praticamente 7 miliardi tra maggiori entrate e minori spese correnti e poi sono stati, diciamo, liberati i soldi del reddito di cittadinanza e quota 100 che erano eccedenti rispetto alla necessità. Perché eccedenti? Perché la quota 100 che diciamo era alternativa è alternativa alla legge Fornero, sostanzialmente non si sapeva quante persone, cioè le potenziali persone si sapevano, poi le vere domande era un'altra cosa. E la stessa cosa vale per il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, essendo una misura nuova, non si sapeva quante persone poi avrebbero presentato la domanda e presentato la domanda quanti soldi si sarebbero spesi. Quindi sono risparmiati 1,5 miliardi, questo 1,5 miliardi è stato reimpiegato su altri versanti e, diciamo, posto anche a garanzia
del miglioramento dei conti pubblici. Quindi direi un grande risultato del governo e una procedura che avrebbe oltremodo penalizzato la nostra Italia, che tutto sommato non merita, perché i conti, è vero che tutti ci dicono debito pubblico altissimo, eccetera, eccetera, però noi abbiamo dei valori, diciamo, positivi, che sono il grande patrimonio pubblico, il grande patrimonio artistico, il fatto che gli italiani sono probabilmente il popolo più risparmiatore del mondo, e quindi sono tutti dati positivi. E ricordiamoci che il debito pubblico è come un qualsiasi mutuo di una casa, tendenzialmente è un problema se noi non riusciamo a ripagare il debito, ma se noi riusciamo a ripagare il debito non è mai un problema. È come appunto quando uno ha un mutuo e deve pagare una rata di 500 euro al mese, se ha uno stipendio da 1.500, i 500 euro che è vicino a un affitto sostanzialmente riesce a pagarlo. È chiaro che se invece uno ha un debito che produce una rata di mutuo da 1.000 euro, con 1.500 euro non ce la fa. Noi siamo nella situazione in cui il debito si riesce a pagare, c'è una forte richiesta di titoli di Stato e malgrado l'enorme debito pubblico i tassi di interesse stanno continuamente scendendo, quindi BTP per esempio a 2 anni, in questo momento l'ultima asta è stata al tasso del 0,07, quindi praticamente quasi a zero. E per noi questo è un altro dato positivo, perché se scendono gli interessi sul debito scende una spesa corrente e migliorano i conti pubblici. Quindi tendenzialmente, ma poi questa settimana abbiamo avuto anche i dati dello spread in continua diminuzione, siamo scesi sotto quota 200 che era la quota precedente all'insediamento del governo, quindi diciamo che siamo scesi a valori diciamo di aprile-maggio 2018, quindi molto positivo da questo punto di vista. Abbiamo avuto i dati della disoccupazione al 9,90, un altro dato positivo, siamo scesi sotto la quota, diciamo, psicologica del 10%. Certo non è tutto a rose e fiori, però intanto questo governo, tanto vituperato da tanti media, pian pianino con la manovra di bilancio, col decreto crescita, lo sblocco cantieri, e tante operazioni su diversi versanti, sta riuscendo veramente a fare le cose. Ecco, Alberto, passiamo adesso un po' all'Europa, no? Questa mattina sui giornali, sui vari giornali, si parla delle nomine, anche la nomina del Presidente della Commissione Europea, di Ursula von der Leyen, e su questa nomina in particolare anche in Germania il lite, insomma, sulla scelta della ministra tedesca alla difesa. Tu che ne pensi di queste nomine che ci sono state anche all'Europarlamento, alla presidenza e alla vicepresidenza dell'Europarlamento, e anche per quanto riguarda l'Italia, si aspetta insomma un commissario italiano o no? Allora, sicuramente ci spetta un commissario italiano e qui la vera partita è questa, perché noi abbiamo avuto per anni il commissario italiano, la Mogherini, che praticamente non contava nulla perché essere commissario alla politica estera di un'Europa che politica estera comune non ce l'ha, praticamente è il nulla più assoluto. Quindi è molto importante ottenere il commissario, come sembra peraltro, un commissario di peso, quindi di tipo economico, e noi l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle cosa vuol dire avere un Moscovici, avere dei commissari che sono di paesi concorrenti direttamente rispetto a noi, e questo è molto importante. Il secondo aspetto è la presidenza. Allora, ovviamente la partita non è una partita che
italiana, cioè non possiamo pensare in questo momento di portare a casa la presidenza italiana, ma dobbiamo ricordarci che noi abbiamo avuto una presidenza Juncker che per noi peggio di così non poteva fare, perché ci ha obbligato a manovre restrittive, ha quasi distrutto il popolo greco che è alla fame. E quindi voglio dire, rispetto alla situazione attuale, non vorrei dire che qualsiasi persona va bene, ma sicuramente dobbiamo ricordarci anche da dove veniamo, cioè da un Juncker. Sì. Sul presidente dell'Eurogruppo, certo Sassoli è un fatto negativo perché lui è un ideologico, perché lui parla contro il sovranismo, eccetera, ma lui è un ideologico di prima categoria e quindi è assolutamente negativo come nomina, assolutamente negativa. L'unica speranza è che entrando nel ruolo che dovrebbe essere un ruolo che rappresenta tutti, cambi un po' le posizioni che ha sia nei confronti della Lega che nei confronti di una parte significativa e fondamentale anche del suo paese che ha vinto le elezioni. Quindi da questo punto di vista io direi che questo è un po' l'approccio nostro. Tutto si gioca secondo me sul commissario europeo italiano e sulle deleghe che avrà questo commissario europeo. Sì, senti Alberto, parliamo adesso di cose un po' più soft, parliamo di Arona, quali sono gli eventi nella tua città e dove... Adesso, oggi si inaugura questo progetto pilota per cui Arona diventa un centro commerciale a cielo aperto, che sfida i centri commerciali, gli outlet e quant'altro, sfida anche lo shopping online. Quindi da oggi fino al 31 agosto Arona appunto si trasforma in un centro commerciale, ci saranno persone che daranno via le cartine con tutti i negozi divisi per categoria, i negozi tengono aperto il venerdì e il sabato fino a sera tardi, poi avremo eventi tutti i giorni, stasera e domani questo spettacolo di luci, musica e acqua alle 22, alle 23 di stasera, alle 22 e 23 di domani e poi già domenica abbiamo l'Aronament Triathlon, abbiamo i mercati del collezionismo, ma ogni giorno, la prossima settimana poi i grandi concerti, Todd Benson, Edoardo Bennato, e Renzo Arbore, e Paolo Fresu e tantissimi altri, quindi abbiamo tanti motivi per venirci a trovare. Va bene, allora Alberto, noi ti lasciamo, buon weekend, buon lavoro, ci risentiamo la settimana prossima e un saluto a tutti e complimenti sempre per la trasmissione. Grazie mille a te e buona giornata. Allora, io ringrazio Roberto Colombo dalla regia, al di là del vetro, ringrazio tutti voi per averci ascoltato. Adesso vi lascio ai programmi a seguire della giornata, tra pochissimo ci sono gli avvocati e poi c'è anche Narda Frisoni alle 13, poi c'è Marco Pinti, no, che anticipa Roberto e anche Pierluigi Pellegrin. Io vi ringrazio, vi auguro buon weekend, buon pranzo a tutti, ci risentiamo lunedì mattina. Grazie. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org.